Il programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2022 fa parte della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva del settore rurale. Uno dei principali interventi attivati ha riguardato l'ammodernamento e la riconversione degli impianti irrigui per il risparmio di acqua. Le risorse concesse dal programma per questo intervento sono pari a 41,5 milioni di euro. Attraverso il programma, la Regione del Veneto ha finanziato 1.264 operazioni per attuare questa tipologia di intervento. Di queste, 702 sono state già concluse. Ed è proprio grazie a questi interventi che oltre 1.200 aziende agricole presto disporranno di un contatore per monitorare il consumo d'acqua. Sono 41.870 gli ettari di terreni interessati da questi investimenti, finalizzati al risparmio irriguo. Pari al 5% della SAU, la superficie agricola utilizzata in Veneto, che equivale al 12% della superficie regionale irrigata nel 2020. La quasi totalità degli interventi è stata effettuata in aree del Veneto con bilancio idroclimatico negativo. Questo si tradurrà in un risparmio idrico potenziale di 85 milioni di metri cubi anno, pari ad una riduzione annua di 2.122 metri cubi ad ettaro. Inoltre, l'introduzione di questi nuovi impianti ha già fatto registrare una riduzione media del 49% dei volumi irrigui utilizzati sui terreni oggetto di intervento. Le colture maggiormente interessate da questi investimenti sono il mais, 39%, il grano tenero, 17% e la soia, 9%. Questo ha avuto un effetto diretto anche dal punto di vista economico. L'80% delle aziende che hanno utilizzato i finanziamenti per il risparmio idrico hanno dichiarato di aver aumentato la loro produzione lorda vendibile, PLV, per un valore compreso tra il 10% e il 30%. Un miglioramento che ha portato tre principali vantaggi. È aumentata la quantità prodotta della stessa coltura, 52% delle aziende. Sono state introdotte colture a più alto valore aggiunto, 20% delle aziende. È stato incrementato il prezzo di vendita delle produzioni già presenti, 16% delle aziende.